Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Tour referendario in Sicilia del segretario della CGIL Landini sul tema del lavoro, denuncia al sud sempre più giovani precari. Lo abbiamo incontrato a Paternò, nel Catanese. Spaccio di droga e l'inchino al boss del narcotraffico. I carabinieri di Catania smantellano un'organizzazione criminale legata al clan Santa Paola Ercolano. 12 arresti nella Cese. Una docente e 2 collaboratori scolastici aggrediti in una scuola di Palermo. La madre di un alunno voleva vendicare il figlio rimproverato dalla maestra. Morti di fame e di sete, con ustioni in tutto il corpo. Sul molo di Porto Empedocle anche le salme di 2 piccoli migranti, vittime dell'ennesima tragedia del mare. Presentato a Catania il progetto di rigenerazione del lungomare, frutto di concorso di idee. Nel nostro TG il plastico dell'opera che prevede un affaccio sul mare ancora più diretto. Oggi è la giornata mondiale delle api, custodi della biodiversità, i consigli dell'esperto per salvaguardare questo straordinario ecosistema. Basket, il Trapani vince anche gara 2 nei quarti di finale dei playoff scudetto, battuta la Reggio Emilia per 102-88. Bentrovati. Il segretario nazionale della CGIL oggi in Sicilia, a Paternò nel Catanese, per il tour referendario. Il voto è libertà, ha detto, e poi sui temi del lavoro Landini denuncia al sud sempre più giovani precari. Lo ha sentito per noi Giusy Lazzara. In una piazza assolata di Paternò nel Catanese, il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini in tour per la campagna referendaria. Il voto è libertà perché oggi noi vogliamo cambiare quelle leggi che al centro tornino a mettere la persona, che tornino a mettere il lavoratore, il diritto nel lavoro. Critica la CGIL sulla polemica nata dall'invito a non andare a votare di alcuni esponenti della maggioranza. Quelli che a questo punto pensano di invitare le persone a non andare a votare, faccio una doppia riflessione. La considero un atto di paura, perché vede, probabilmente si sta rendendo conto che man mano che la gente impara è pronta ad andare a votare, e se vota banalmente cancella quelle leggi balorde che il Parlamento ha fatto e che questi non vogliono cambiare. Restano prioritari i temi del lavoro, le condizioni sempre più precarie e il crescente numero di vittime. Con questo sistema di appalto, di subappalto, di sottoappalto e di finta cooperativa è un'autostrada alla malavita organizzata che controlla sempre di più pezzi interi dell'economia reale. Anche sul ponte sullo Stretto, dopo l'annuncio del ministro Salvini dell'apertura dei cantieri in estate. Non pensiamo che il ponte sullo Stretto sia un'opera prioritaria, perché innanzitutto bisognerebbe, una volta che uno dice che ha fatto il ponte, capire cosa ci passa sopra, cosa ci passa sotto, per capire a che cosa serve, no? E da questo punto di vista noi siamo l'arretratezza del nostro paese e in particolare del Mezzogiorno è determinato da un sistema infrastrutturale che non c'è. Adesso la cronaca, spaccio di droga e l'inchino al boss del narcotraffico. I carabinieri di Catania hanno smantellato un'organizzazione criminale legata al clan Santa Paola Ercolano. 12 gli arresti nella Cese, ci dice tutto Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Cubisia Connection, sottolineando l'importanza della piazza di spaccio fiorente proprio in via Cubisia, nel territorio di Aci Catena. Un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga ed affiliata al clan Santa Paola Ercolano è stata sgominata dai carabinieri del comando provinciale di Catania che, su disposizione della locale procura, hanno eseguito 14 ordinanze di custodia cautelare. Per 10 di loro è stato disposto il carcere, per 2 domiciliari, per gli altri l'obbligo di dimora. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni aggravate e ricettazione con l'aggravante del metodo mafioso. L'organizzazione si sarebbe avvalsa della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza mafiosa per gestire le attività illecite tra Aci Reale, Aci Sant'Antonio e Aci Catena, dove sfrontati pusher esercitavano presso la villa comunale e la villetta ecologica. La base operativa del gruppo era in una struttura abbandonata dove gli investigatori hanno notato un continuo andirivieni di
di pusher ed acquirenti che si facevano largo tra i rovi. Telecamere nascoste hanno permesso di filmare anche l'omaggio al boss del narcotraffico con tanto di inchino sotto casa da parte degli affiliati al clan Santa Paolo Ercolano, tutti rigorosamente in scooter. Simone Scalia, i fratelli Carmelo e Ottavio Mariano Grasso avrebbero curato l'acquisto, il trasporto e la detenzione della droga, mantenendo i contatti con i fornitori e impartendo direttive ai sodali, mentre Paolo Scuderi si sarebbe occupato della gestione dello spaccio ad Aci Catena. Immanente anche una donna, Loredana Principato. Oltre alla droga, 700 grammi di cocaina e quasi 2 kg di marijuana e diverse dosi di skunk, sono stati sequestrati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 4 pistole, caricatori, munizioni e passamontagna. 4 arresti a Misilmeri, estorsioni, minacce e armi per controllare il territorio. Nel mirino imprenditori e ambulanti. L'operazione segue l'inchiesta Fenice del 2022. Eva Spampinato. Controllavano il territorio con la violenza, le intimidazioni, le armi. Imprenditori locali e venditori ambulanti di Misilmeri, in provincia di Palermo, erano costretti a subire pressioni e minacce per piegarsi al volere del clan. Un blitz dei carabinieri ha inferto un nuovo duro colpo alla mafia locale. 4 persone sono state arrestate, 2 sono finite in carcere, altri 2 ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Le accuse sono pesantissime: associazione mafiosa, tentata estorsione, violenza privata, concorrenza sleale, tutte aggravate dal metodo mafioso. L'indagine è il seguito dell'operazione Fenice, che nell'ottobre 2022 aveva già decapitato i vertici della cosca di Misilmeri, inserita nel mandamento di Misilmeri Belmonte Mezzagno. Secondo gli inquirenti, i nuovi indagati avrebbero continuato a imporre il controllo sul territorio, con intimidazioni, estorsioni, persino armi da fuoco. Oltre ai tentativi di estorsione ai danni degli imprenditori del luogo, gli indagati avrebbero fatto concorrenza sleale nei confronti di un venditore ambulante per condizionarne l'attività economica e affermare così la loro egemonia sul territorio. Fra gli arrestati anche un 40enne palermitano accusato di aver fatto da tramite tra il boss e i gregari, permettendo al capo mandamento di impartire ordine e organizzare incontri riservati nel tentativo di eludere le indagini. Adesso parliamo di quella che possiamo definire una spedizione punitiva in orario scolastico. Protagonisti 2 genitori che dovevano vendicare il figlio, il bambino che era stato rimproverato dalla maestra. È successo a Palermo. Manlio Viola. Un vero e proprio blitz in orario scolastico messo in scena dai genitori di un bambino che frequenta il plesso di Corso Calatafimi dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Palermo. Alla fine della scorsa settimana si sono presentati a scuola pretendendo di entrare in classe. Padre e madre del bambino volevano spiegazioni da una maestra rea di aver rimproverato aspramente il giorno precedente il loro figlio. All'ingresso i genitori sono stati bloccati dai bidelli, ne è nata una discussione animata condita da spintoni, durante la quale la madre del piccolo è riuscita a sgattaiolare dentro, mentre gli operatori ATA trattenevano il padre. Nel corridoio della scuola la donna veniva però fermata da un'altra maestra, anche lei strattonata e spintonata. Solo l'intervento, anche in questo caso degli operatori ATA, ha impedito che la donna cadesse per le scale. Alla fine il personale della scuola ha riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni in base al referto ospedaliero. Tutto inizia quando il bambino, giocando in maniera pericolosa con un cancello, fa cadere un compagno di scuola. Da qui il rimprovero della maestra, rispetto al quale i genitori, informati dell'accaduto, volevano conto e ragione. Il personale della scuola ha inviato una lettera aperta dopo questa vicenda, rivolta al ministro dell'istruzione, all'ufficio scolastico provinciale e al sindaco di Palermo. Lavorare a scuola non è mai stato così pericoloso a causa dell'escalation di aggressioni e offese agli insegnanti e al personale ATA, dice Vito Cassata, segretario generale CISL Scuola Palermo Trapani. Per la segretaria generale CISL Palermo Trapani, Federica Badami, la società in cui viviamo ha una grande responsabilità e fatti di questo tipo fanno comprendere perché fra gli adolescenti il fenomeno del branco e della violenza stia sempre più dilagando. Il sostituto procuratore generale della Cassazione Simonetta Ciccarelli ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che il 31 marzo 2020 uccise la fidanzata, la studentessa 27enne di Favara, Lorena 40. Secondo quanto sottolineato dal magistrato, lo stress da Covid dell'imputato, sul quale la difesa ha insistito molto, non è sufficiente per concedere le attenuanti generiche e quindi uno sconto di pena. La sentenza è attesa in serata.
E adesso a Porto Empedocle sono arrivate 4 salme, tra cui quelle di 2 bambini ghanesi deceduti per fame, sete e ustioni durante la traversata verso Lampedusa. Con loro altri 2 uomini, il silenzio del molo spezzato dal pianto delle madri. Davide Sardo. 4 bare allineate sul molo di Porto Empedocle. 2 sono piccole, bianche. Racchiudono i corpi di 2 bambini originari del Ghana, morti durante la traversata verso Lampedusa. Non erano fratelli, ma condividono la stessa fine, uccisi da fame, sete e ustioni in un viaggio disperato. Le loro madri si stringono nel dolore, abbracciandosi davanti a quei piccoli feretri. Le grida spezzano il silenzio della banchina, rendendo tangibile una tragedia che si ripete. Accanto altre 2 bare, una appartiene ad un nigeriano 35enne stroncato da un malore in mare. Il fratello depone un fiore in un gesto semplice e struggente. Dell'altra vittima non si conosce il nome, nessun documento, nessuna voce che ne racconti la storia. Ad accoglierli il prefetto del Agrigento, Salvatore Caccamo, insieme alle autorità civili e militari. In questi casi non si può esprimere che un profondo cordoglio e veramente un senso di smarrimento quando accadono queste tragedie. Dopo una breve cerimonia religiosa, le salme sono state affidate ai comuni. I 2 bambini riposeranno a Favara, gli uomini a Ribera e Calamonaci. Quando ci sono in mezzo dei bambini il dolore è insopportabile, vedere i genitori soffrire e i genitori porteranno indietro per tutta la vita questo dolore. E la responsabilità di aver portato i loro figli e avere la colpa, il senso di colpa a portarli in mezzo al mare e morire. Sulle coste siciliane resta il dolore, muto, profondo, impossibile da ignorare. Intanto, complice il bel tempo, proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Altri 250 migranti sono giunti sull'isola su 5 imbarcazioni soccorse al largo. Salgono a 10 al momento gli approdi. Tra gli ultimi gruppi sbarcati anche 54 senegalesi, gambiani, nigeriani, malesi e ivoriani che sono partiti da Sfax in Tunisia, come non accadeva da settimane. Adesso il Baesian, il Boma, l'Ancora e la Vela sono stati recuperati dal veliero naufragato a Porticello l'anno scorso e saranno trasportati a Termini Imerese. I tecnici hanno utilizzato un filo diamantato per tagliare questi pezzi. Un sommergibile telecomandato è stato poi utilizzato per tagliare una delle catene dell'Ancora, consentendone il recupero. Dopo la morte del sub, l'azienda incaricata del recupero ha deciso appunto di utilizzare alcuni strumenti a controllo remoto. Per questo sarà utilizzato un altro sommergibile telecomandato per gli altri interventi. E adesso invece andiamo a Catania, dove è stato presentato oggi il plastico del progetto di rigenerazione del lungomare, frutto di concorso di idee, senza auto e con un affaccio sul mare ancora più diretto. Roberta Lunghi. Una stanza a cielo aperto sul mare. Impossibile non includere il lato poetico parlando di urbanistica nel tratto del lungomare di Catania che sarà, secondo le linee previste per la rigenerazione del tratto da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia, come da progetto vincitore del concorso internazionale di idee. Immaginiamo di restituire una parte della costa appunto ai catanesi, che potranno goderlo senza tutte quelle autovetture che in questo momento lo occupano, e nello stesso tempo con una maggiore alberazione, quindi con piantumazioni, una maggior quantità di verde e soprattutto l'eliminazione del ponte e la restituzione dell'antico borgo al mare, io credo che sia una cosa che la città saluterà con favore. Ad aggiudicarsi il concorso lo studio Bodar di Barcellona Pozzo di Gotto, focus principale su Ognina. Questa è Piazza Mancini Battaglia, dove attualmente sarà previsto anche l'accesso carrabile a tutta la città e anche un parcheggio di fronte alle attività commerciali, mentre tutto il resto dell'area invece è un'area che verrà trasformata in una ZTL o in una zona 30, accessibile solo ai residenti e agli addetti ai lavori delle attività portuali e delle attività commerciali. Il plastico del progetto è stato presentato in un atto di condivisione pubblica con categorie professionali e cittadini a Palazzo della Cultura. Presente anche l'assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Il sindaco trentino ha tracciato l'iter che porterà alla realizzazione. Dovremmo entro il 30 giugno pubblicare la gara, che quindi sarà svolta a ridosso dell'estate immediatamente dopo, e aggiudicare i lavori. Dopodiché partiranno subito. Quindi noi abbiamo
una deadline al 2027 per l'esecuzione di tutti quanti i lavori. Il tutto, ha aggiunto il sindaco, con la speranza di una sinergia con i cittadini. E mentre Catania fa il pieno di turisti e croceristi, gli archi della Marina però mostrano i segni dell'abbandono e dalle pareti si staccano grossi blocchi di pietra. Ci racconta tutto Tonino De Mano. Vegetazione incolta, rifiuti, resti di un cantiere, un paraurti e dulcis in fundo, pezzi che si staccano e cadono al suolo da diversi metri d'altezza. Non è una cartolina edificante quella che arriva dagli archi della Marina, luogo simbolo di Catania e simbolo di degrado. Mentre Catania fa il pieno di turisti e croceristi, si assiste al decadimento degli archi, sempre più abbandonati e soprattutto pericolosi. Le infiltrazioni d'acqua, le crepe ben visibili non lasciano dormire sonni tranquilli e la conferma arriva dal blocco di pietra staccatosi dalla parete. C'è anche un problema di sicurezza, cadono a pezzi i tetti degli archi della Marina. Ho appena trovato un grosso masso caduto appunto dal tetto di un arco. Pericolosissimo, quindi c'è anche un problema di incolumità pubblica. Erbacce rigogliose a terra ed in alto mostrano e dimostrano la scarsa attenzione verso uno dei monumenti della città etnea. Buio sollecita un confronto costruttivo tra istituzioni per restituire dignità alla via Dusmet. Chiedo come consigliere al mio municipio, al presidente del mio municipio e a tutta l'amministrazione maggiore attenzione degli archi della Marina. Dove il verde è stato scerbato, un piccolo tratto per la verità, restano i segni con gli sfalci d'erba disseminati sul marciapiede. Sono 4 i candidati ufficiali in lizza all'elezione del nuovo rettore dell'Università di Catania. Sono 2 docenti della Facoltà di Ingegneria, Salvatore Baglio ed Enrico Foti, poi Ida Nicotra, ordinaria di Diritto Costituzionale, e Pierfrancesco Verù, ordinario di Chirurgia Vascolare. Le urne si apriranno il 23 giugno, il quorum per la fumata bianca nei primi 3 turni è di 862 preferenze. E parliamo della fuga dalla Sicilia, giovani, meno giovani, soprattutto laureati. Negli ultimi 20 anni oltre 500.000 siciliani hanno lasciato l'isola per motivi di studio o di lavoro. Marco Gullà. I giovani devono restare nella nostra terra, quindi le istituzioni hanno fatto, ma devono fare molto di più a che questo si realizza. L'impegno a trattenere giovani e residenti non manca, ma la realtà è purtroppo un'altra. Ogni anno la Sicilia perde abitanti. Negli ultimi 20 anni oltre 500.000 persone, soprattutto laureati tra i 18 e i 35 anni, hanno lasciato l'isola, chi per studio o chi per lavoro. Collegandoci sulla piattaforma SISL, che è la piattaforma che dovrebbe controllare le offerte di lavoro, queste sono soltanto 50 per tutti i siciliani che cercano lavoro e sono veramente pochissime. Giovani che lasciano la Sicilia e crescono all'estero, come questo palermitano che vive in Australia da anni. La scelta che ho fatto è stata molto importante, impegnativa devo dire, però alla fine ha pagato, perché una volta che riesci a divenire cittadino poi hai molte più opportunità, molte più scelte. Diciamo che vale la pena fare i sacrifici nonostante la distanza. La scelta di emigrare viene sempre più anticipata. Circa un terzo degli studenti meridionali si iscrive in un'università del nord. Sicuramente c'è un'impossibilità a rimanere dettata dal fatto che qui poter vivere una vita dignitosa è un po' complicato. Poi c'è tutto il problema legato alla percezione che si ha del territorio e anche, in qualche modo a ciò che il territorio offre dal punto di vista dei servizi. Il dato che più stupisce è che anche negli ultimi 2 anni, in cui l'occupazione è leggermente cresciuta pure in Sicilia, l'emigrazione dei laureati non si è ridotta. Oggi è la giornata mondiale delle api, custodi della biodiversità, ma perché sono così tanto importanti per la salvaguardia del nostro ambiente? Lo abbiamo chiesto ad un esperto, Eva Spampinato. Piccole, instancabili, anche sensuali se le guardiamo nella loro danza di fiore in fiore. Danza di vita, fondamentale per la sopravvivenza dell'intero pianeta. Oggi si celebra la loro giornata, la giornata mondiale delle api. Senza di loro, oltre il 70% delle colture che nutrono il mondo svanirebbe.
Sono un anello fondamentale degli ecosistemi naturali. Se non ci fossero le api che appunto fanno l'impollinazione necessaria alla sopravvivenza delle piante sia coltivate che spontanea, sarebbe un vero problema. Frutta, ortaggi, persino il cacao dipendono dal loro silenzioso, meraviglioso lavoro di impollinazione. Il problema serio è la carenza di biodiversità alla quale attingono le api. Questo problema interviene nella capacità di resilienza degli ecosistemi e vorrei ricordare che negli ecosistemi stiamo pure noi. Ma le api sono in pericolo. Inquinamento, pesticidi, cambiamenti climatici stanno rubando il profumo ai fiori e il ritmo alle loro danze. Oltre il 75% di ciò che giunge nelle nostre tavole proviene dall'impollinazione, direttamente o indirettamente, delle api, anche di altri insetti pronubi come le farfalle, ma certamente le api fanno un lavoro enorme. Cosa fare se si trova un nido d'api in casa? Può capitare, perché spesso le api sciamano, no? È uno dei sistemi che sostanzialmente loro adottano per la riproduzione del grande superorganismo che compongono. Basta chiamare anche la polizia locale o insomma se c'è la conoscenza di un apicoltore. Proteggerle non è solo un atto d'amore per la natura, è un impegno per il nostro futuro. Prima della pausa torniamo sul femminicidio di Lorena 40 perché è stata emessa la sentenza, diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere appunto che il 31 marzo del 2020 nel pieno della pandemia Covid uccise la fidanzata Lorena 40 strangolandola a Furcisiculo in provincia di Messina, quindi il rinvio, la condanna definitiva dopo il rinvio che chiedeva attenuanti per il famoso stress Covid. Ci sono le parole, le prime parole del papà di Lorena che dice: finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria. Torneremo naturalmente a parlare di questa storia, di questa sentenza definitiva di condanna all'ergastolo nei prossimi telegiornali. Intanto facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con lo sport, con il basket e poi naturalmente il calcio. Bentrovati, adesso lo sport, il basket con il Trapani che vince anche gara 2 nei quarti di finale dei playoff scudetto, battuta Reggio Emilia per 102-88. Franco Cammarasano. Trapani fa sua anche gara 2 superando Reggio Emilia con un eloquente 102-88, cosa che fa lievitare di molto le possibilità di accedere alle semifinali dove incontrerebbe la vincente del raggruppamento composto da Trento e Trieste. Non è stata però una passeggiata la partita per la Trapani Shark, che all'inizio ha sofferto molto l'intraprendenza di Reggio Emilia, tanto da andare sotto 10 punti nel primo periodo, mettendo la testa avanti solo al settimo del secondo quarto con un canestro di Orton, 37-36. Era verso la metà del terzo tempo però che Trapani dava una sterzata al match, imponendo un parziale di 22-4, mentre Reggio Emilia pagava sul piano fisico lo sforzo prodotto nella prima parte del match. Giovedì sera gara 3 a Reggio Emilia e lì Trapani potrebbe anche chiudere il conto. Abbiamo 2-0 e andiamo là ben preparati, senza mollare, con energia che abbiamo fatto vedere gli ultimi 17 minuti. E adesso il calcio, vediamo la situazione delle squadre siciliane che parteciperanno al campionato di C, e quindi Catania, Trapani e Siracusa, mentre in casa del Messina si attende l'udienza sull'istanza di liquidazione. Marco Carli. Terzo anno in C per provare la scalata. In casa Catania settimana importante sulla base anche dell'incontro fissato fra Toscana e la dirigenza. L'obiettivo è quello di non stravolgere l'assetto dell'ultimo anno, ma andare ad aggiungere tasselli importanti nell'11 titolare. Un braccetto sinistro della difesa a 3, un esterno, un mediano che riesca anche a proporsi con qualità in zona gol, un trequartista e un attaccante con la volontà di definire un organico pronto per il ritiro umbro.
Intanto la squadra oggi ha ripreso gli allenamenti. Il Trapani svolgerà il suo precampionato a Troina e anche i Granata, che a fine stagione hanno riconfermato Ronica alla guida, hanno a che fare con una rosa ampia. Il club nei giorni scorsi ha comunicato di essere anch'esso vittima della medesima società che avrebbe compensato illecitamente i crediti d'imposta del Brescia. Certo di aver agito nel rispetto delle regole, il Trapani ha sporto denuncia alle autorità competenti. Il prossimo anno in C ci sarà il Siracusa, che intanto sogna la finale scudetto dilettanti dopo aver conquistato la semifinale, che lo vedrà opposto all'Ospitaletto. Gara d'andata domenica prossima, 25 maggio, allo Stadio De Simone. Terminata la post-season si entrerà nel vivo per affrontare il ritorno fra i professionisti. Si partirà dal tecnico Marco Turati, che il presidente Ricci ha blindato con un contratto triennale. Andrà individuato invece il nuovo direttore sportivo. In casa del retrocesso Messina invece la data importante è quella del 10 giugno, quando è stata fissata l'udienza sull'istanza presentata dalla Procura per la liquidazione giudiziale, nuovo termine tecnico per definire il fallimento. Va capito se c'è qualcuno che potrà rilevare la società o se il sindaco dovrà fare richiesta di nuovo titolo sportivo, considerando anche la presenza del Messana, altra squadra cittadina neopromossa in eccellenza. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Bentrovati. Il GUP di Messina, Eugenio Fiorentino, ha condannato in abbreviato 13 persone per traffico di droga. Gli stupefacenti arrivavano nella città dello Stretto dalla Calabria e da Catania. La sentenza riguarda l'operazione Penelope, coordinata dalla DDA di Messina nel luglio del 2024. Le indagini dei carabinieri hanno sgominato una rete dello spaccio appunto di droga gestito da un gruppo che aveva la base operativa in un appartamento del Rione Ritiro a Messina. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.